questo periodo ho percepito gli 80 euro di Renzi. Purtroppo pensavo che qualcuno si fosse sbagliato, perché secondo me era 800 euro che doveva darci, perché ho visto arrivare la Tasi, le bollette. Poi ho pensato che gli 80 euro invece era perché fosse qualcuno di nome Amato, che è diventato componente di una commissione a 450.000 euro all'anno, ci ha portato via il restante dei famosi 800 euro su cui dati 80. Ma solo lui potrà spiegarci cosa sta succedendo a Roma e cosa può volere il Veneto in questo momento. Lui è l'onorevole Corrado Calegari, il nostro segretario della Nazione Veneto. Grazie Paolo, grazie a tutti per questa bellissima serata. E da dove cominciamo? Cominciamo dal motivo per cui noi siamo qui. Perché prima il Veneto? Il motivo è molto semplice. Tutti quanti noi siamo, chi più chi meno, entrati in politica 20 anni fa, 10 anni fa, con un obiettivo che era quello di ribellarsi al fatto che Roma continuava a spremere solamente alcune regioni, portando il denaro frutto delle nostre tasse in mano a mafiosi, camorristi, gente della 'ndrangheta, della Sacra Corona Unita, che si metteva in tasca i nostri soldi. Per anni abbiamo portato avanti queste battaglie qua, siamo stati giù, come diceva Paolo, a Roma, e io a Roma insieme con la Paola e anche con Luigino Vascon abbiamo proprio capito che il discorso di andare a trattare con Roma la nostra autonomia, l'autonomia fiscale, era tempo sprecato, per un motivo anche molto semplice. Il Veneto, prendiamo la nostra regione, la nostra nazione, manda giù a Roma 70 miliardi di tasse all'anno. Di questi 70 miliardi ne tornano in termini di servizi 50, 22 se li tiene come dazio Roma. E che cosa ne fa Roma di questi 22 miliardi? Lo potete immaginare benissimo con tutti gli sprechi che ci sono nelle altre realtà del paese. È ovvio che chi intasca 22 miliardi senza lavorare non ci pensa lontanamente di darci l'autonomia e quindi di ritornarci indietro i 22 miliardi. Questo è matematico. Ci abbiamo provato con la devolution, ci abbiamo provato con i decreti del federalismo fiscale, ma di fatto questo non è andato in porto. Ma perché? Perché se cominciano a tirare indietro 22 miliardi, cosa c'è che fa? Chi c'è che paga i lavoratori socialmente utili di Palermo e di Napoli? Chi c'è che paga i forestali di Calabria? Chi c'è che paga i forestali di Sicilia? Non li paga nessuno. E questi qua, a differenza dei veneti, c'è gente, e dovete capire benissimo, che se gli dicevi che questi sparano, se mica come gli altri che testa bassa, lavoremo, signor Parò, fermo, Roma dice così, se caghiamo addosso quando che Roma manda i carabinieri, ma quando a Napoli manda i carabinieri poliziotti nelle strade, la gente scende in piazza e bastona poliziotti e carabinieri, cioè questa è la realtà di certe aree del paese. E allora, prima il Veneto appunto, perché a questo punto proprio noi dobbiamo dire basta, non vogliamo più trattare con Roma, cioè il termine è scaduto. Loro ci hanno ammesso con un sistema chiamato referendum truffa italiana, e io vi inviterei, quando andate là al banchetto dei gadget, a comprare, ad acquistare, a parte che sia €1, €2, adesso non lo so, uno spot che abbiamo realizzato come prima il Veneto, non so se l'avete visto sullo schermo, è stato opera degli amici vicentini, dove viene messa in evidenza quella che è stata la grande truffa del 1866 fatta dallo Stato italiano nei confronti del Veneto. E questo vizietto Noio che ha perso, non lo hanno perso, lo continuano a perpetrare ai nostri danni. Allora volevo solamente, farò un discorso breve, però è importante che lo capiamo questo, perché se non lo capiamo non riusciamo a spiegarlo alla nostra gente. Lo Stato italiano, come ha detto Fulanetto, è uno Stato fallito. Qualunque azienda che si trovasse conti come quelli dello Stato italiano sarebbe in bancarotta fraudolenta e liberi in tribunale. Lo Stato italiano ha un debito pubblico di 2.200 miliardi e non ne verrà mai fuori da questa situazione, perché sarebbe impossibile, dovrebbero licenziare 1 milione di dipendenti statali che nessuno farà.
che nessuno farà mai, dovrebbero fare dei tagli inimmaginabili. L'unica soluzione per toglierci da questo problema qua è appunto con l'indipendenza del Veneto dire noi ci prendiamo la nostra quota di debito pubblico che si è calcolata a circa in 200 miliardi, se ne avremo un residuo fiscale del 22 in 10 anni se smaltimo il debito oppure se decidemo fare in 15 o in 20 anni. Invece di fatto questo non riusciamo a farlo perché lo Stato italiano sta tentando di impedire, come peraltro sta facendo lo Stato spagnolo con la Catalogna, di avere il diritto, il nostro diritto dell'autodeterminazione. Lo vedrete su quel filmato che viene proiettato là, dove nel 1866 per annettere il Veneto all'Italia hanno concesso il referendum perché la Francia che consegnava lo Stato Veneto nelle mani dell'Italia ha detto noi lo consegniamo solo facendo un referendum che avvenne in una condizione, lo potrete vedere là e chi magari conosce la storia lo sa, con un meccanismo di truffa. Ma la truffa, ripeto, continua. Perché? Perché tutti quanti si sono domandati come mai nel 2002, quando siamo entrati nell'Unione Europea, il cambio lira-euro si sta fissando nel 1936. Non l'ha mai spiegato nessuno perché. Tutti quanti a dire ecco la voce poi in culo se non andrei dentro l'euro, la Germania nega l'Ucraina sulle spalle, oppure altri dicevano no, ci sta i commercianti che giocano sui prezzi, se vuoi entrare dentro l'euro abbiamo trovato tutti i prezzi ristoranti. No, signori, il meccanismo è molto più semplice, è stata una truffa italiana perpetrata da un personaggio che è stato lautamente premiato perché adesso ricopre delle cariche enormi. Che quanti dove Giovanni? Quanti schede che c'ha questo qua? 2000 di pensione, 452 perché fa parte del consiglio. Ecco, questo personaggio qua si chiama, ha un nome e cognome. Chi è stato il protagonista della truffa italiana sull'euro, a carico soprattutto delle regioni che lavorano e che producono, si chiama Giuliano Amato, che nel 1992-93, nel biennio in cui lui è stato Presidente del Consiglio, che ha fatto le famose due manovre fiscali, una dei 90.000 miliardi e stata dei 60.000, e che ha fatto anche la manovra che ne ha messo le mani dentro in scarsella rubandoci i soldi nostri, perché questo ha fatto questo pezzo di merda, bisogna utilizzare i tecnici, ha fatto un'operazione subdola, ma che da economista sapeva cosa sarebbe successo 10 anni dopo. Ha fatto un'operazione molto semplice che nessuno ha detto, nessuno ha mai parlato, perché nelle televisioni non l'avete mai sentito. Lui cosa ha fatto? Ha svalutato la lira italiana nei confronti dell'ECU, che era la moneta virtuale elettronica con cui si facevano certi scambi commerciali con l'Europa, e ha portato la moneta, il valore, da 1500 lire, che era il cambio che ricordate era grosso modo con le varie valute tipo il dollaro, che era la valuta di riferimento negli scambi, l'ha portato a 1912 lire, cioè in 2 anni ha svalutato del 40% la lira nei confronti dell'euro. Quando noi siamo entrati nel 2002 nell'euro ci siamo trovati con un cambio che non era quello che ci aspettavamo con i nostri stipendi, con il nostro reddito di vita, ma ce lo siamo trovati penalizzati del 40%. Questo è il motivo per cui tutti gli stipendi, tutti i fondi, i depositi che avevamo sono stati svalutati, perché questo stronzo ha fatto questa operazione, ma non è stata detta a nessuno, e anche tutt'oggi quando parlano dell'euro, anche Salvini, che mi posso volere che bene o non volere che bene, quando dice che è il problema dell'euro, no, il problema non è l'euro, il problema sono i truffatori italiani che hanno gestito questo paese, che hanno sfruttato il Veneto, che hanno sfruttato la Lombardia, ed è il momento, questo, il nostro, di dire basta, di staccarci da questo paese e di andare verso un'autonomia totale di indipendenza della nostra nazione. Viva il Veneto, perché questo è il nostro obiettivo. E domenica 9, che è già stato detto da Paolo, noi saremo tutti a Venezia. Ovviamente, è quello che dice no, mia domenica sono impegnato da una parte, mi dico questo, mi va a portare il fiore.
Tutto vero. In Catalogna, quando decidono di fare una manifestazione, vanno 1.800.000 persone. Cioè, questa è la realtà. Allora, se noi non vogliamo morire italiani, o meglio, non vogliamo morire col debito pubblico, picchiare come un macigno e buttare giù dentro e folve col filo spinato, dobbiamo ribellarci, dobbiamo portare la gente in piazza, dobbiamo anche essere noi, milioni di persone che vanno a protestare. Noi dobbiamo staccarci da questo paese. Viva il Veneto e grazie a tutti!